Buongiorno, buongiorno in diretta con Focus TG. Partiamo dal dramma di una famiglia a Bassano del Grappa, una famiglia che a causa di un incendio è rimasta senza abitazione. I genitori sono in una casa di accoglienza, i 6 figli divisi tra 2 famiglie che li ospitano. Intanto è partita una gara di solidarietà. È scattata la gara di solidarietà a favore della famiglia che ieri ha perso la casa nell'incendio che ha divorato questa abitazione. Siamo in via Madonnetta nel quartiere di Sant'Eusebio a Bassano. Si è mosso il comitato di quartiere, ci sono i volontari al lavoro per dare una mano, per dividere insomma le cose che sono andate distrutte nel rogo. Adesso stanno portando fuori quel che si è salvato, qualche abito, i giocattoli dei bambini. Ricordiamo che in questa abitazione viveva una famiglia straniera con 6 bambini. Questa notte hanno trovato riparo in parte in casa San Francesco e poi da alcune famiglie che hanno dato ospitalità. Vi dicevo, è scattata questa gara di solidarietà, è una famiglia che ha bisogno di un alloggio. Allora sentiamo Michael, il papà. Io ho portato mio figlio a Padova per controllare lui. Quando sono di là mia moglie mi ha chiamato, a casa ha preso fuoco. E ho detto cosa è successo? Ha detto non lo sa niente perché ha mandato mio figlio piccolo per andare in stanza per prendere roba per lei. Quando il figlio è andato là, il figlio è tornato subito. Mamma, c'è fuoco a stanza noi. Mamma ha detto cosa è successo? E lei subito è andato là per vedere. Ha detto ha preso fuoco tanti, lei non si fa niente. Solo uno zaino, ho lasciato un po' documenti, miei passaporti, tutti lei subito ha tirato questo qua, perché anche lei ha lasciato il suo documento tutto dentro, perché non si può fare niente. Anche lei è un po' malata, così non si può fare niente. Non lo sa cosa è successo ieri. Senta, e stanotte dove avete dormito? Un signore ha chiamato, Andrea, ha chiamato il servizio sociale. Loro ha dato una stanza per me, anche mia moglie si chiama San Francesco. Io e mia moglie ha dormito di là di notte. Figli ha dormito da Andrea anche Cinzia, dividi 2, sì, è così. Però adesso avete bisogno di stare insieme. Sì, noi cerchiamo così. Quindi l'appello è quello per una casa, se qualcuno ha una casa disponibile, ricordando che lei comunque ha un lavoro e quindi può pagarlo l'affitto. Sì, adesso io posso pagare affitto perché qua io pagare 450, anche io ho parlato con Andrea, Cinzia, se trova qualcosa quasi 500, anche se 550 io pago perché da tanto io sto... anche con mia famiglia stiamo cercando a casa da tanto fa, non ho ancora trovato niente. Anche il comune mi ha detto adesso è difficile per trovare, ma non lo so cosa è successo, non trovo ancora. Servizio di Monica Smiderle. Andiamo a Padova, cronaca giudiziaria. Gli hanno fatto ascoltare in aula le urla della moglie che è stata uccisa, aveva simulato il suicidio, Eric Zorzi. Il 42enne è accusato di aver ammazzato Nicoletta Rotaru e poi di averne simulato il suicidio. Ha ascoltato questo audio terribile perché la donna era riuscita ad attivare il suo cellulare, ma poi è stata sopraffatta dal marito. Quando Eric Zorzi ascolta in aula l'urlo di Nicoletta e il suo ultimo respiro, si giustifica dicendo che era solo un tentativo di abbracciarla, di tentare un rapporto sessuale. Il grido strozzato e il rantolo per lui non sono gli istanti finali della donna. Il 42enne camionista di Abano, sul banco degli imputati per la prima volta dall'inizio del processo, che lo vede accusato di omicidio volontario dell'ex moglie Nicoletta Rotaru, risponde alle domande dell'avvocata della parte civile. Il suo volto non tradisce emozioni quando gli fanno ascoltare i momenti più cruenti del lungo audio registrato la notte del 1° agosto del 2023, quando Nicoletta è morta.
Anzi, è lui a chiedere di sentirlo, accusando che sia stato tagliato ad hoc per farlo passare da mostro. Durante la settima udienza del processo, il giudice ha deciso di ascoltare Eric Zorzi, nonostante la sua difesa si sia opposta. La prima ad interrogarlo è stata una delle avvocate della parte civili. Zorzi, incalzato dalle domande sulla sua situazione con Nicoletta, cerca di dipingersi come una vittima e di far passare la donna come unica colpevole di una separazione che ancora non era stata definita. La descrive come una donna che faceva uso di alcol e che, pur non volendo rimanere in quella casa, non decideva di andarsene nonostante la separazione. Zorzi afferma inoltre di aver assunto un sonnifero la notte del 1° agosto e per quello nell'audio farnetica insulti. Quando l'avvocato gli chiede il significato della frase "liberaci ti prego", pronunciato dopo l'ultimo respiro di Nicoletta, Eric Glaciale risponde: "Volevo sapere come voleva organizzare la separazione". E adesso un'altra storia, la badante killer, dal giornale di Vicenza, riesumazione e verifiche sulle vittime, visite su chi si è salvato, disposta dal giudice la riesumazione del corpo di una delle vittime della presunta badante assassina, Paola Pettinà di Bolzano Vicentino, da esaminare le ceneri di altri 3 anziani e visite a chi si è salvato. In attesa di conoscere la data del processo, il 45enne in carcere con l'accusa di aver stuprato una ragazzina di 11 anni a Mestre è indagato anche dalle procure di Cuneo e di Torino. Indagato a Torino, a Cuneo, abbiamo fatto un interrogatorio di garanzia lunedì scorso, se non sbaglio, sì, lunedì scorso. Sempre per fatti analoghi a quello che per cui ci sarà processo a Mestre, e poi è indagato anche a Padova. Massimiliano Mulas, il 45enne arrestato lo scorso 10 aprile per aver seguito e stuprato un 11enne di Mestre e ora detenuto nel carcere di Gorizia, è stato iscritto dunque nel registro degli indagati dalle procure di Cuneo e Torino per reati simili, come conferma il suo legale. L'episodio per cui la procura piemontese ha richiesto una seconda misura cautelare a suo carico risale infatti a pochi giorni prima della violenza a Mestre. Il 45enne avrebbe commesso un analogo abuso sempre a danno di una ragazzina di 10 o 11 anni a Savigliano, in provincia di Cuneo. Prima del suo arresto però gli inquirenti non avevano indizi certi per ricondurre a lui anche questa violenza. Nell'interrogatorio di lunedì scorso, in videoconferenza dal carcere, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tra pochi giorni il suo avvocato lo incontrerà. Io lo vedrò sabato in carcere, vedrò con lui tutti i procedimenti penali e prenderemo tutte le decisioni in merito ai procedimenti penali. Compresa la possibilità di richiedere una perizia psichiatrica. Ne discuteremo proprio sabato in carcere con lui, insomma, e quindi prenderemo pure una decisione, insomma. Ci collegheremo più tardi con Daniela Sizzia dal Tribunale di Treviso per un aggiornamento sull'inchiesta riguardante la tragedia di Castelfranco Veneto. Il papà della vittima, un ragazzo di appena 20 anni, oggi ha detto alla Tribuna di Treviso: vorrei incontrare chi ha ucciso mio figlio ma non posso perdonare. Ormai è stato accertato che ad accoltellare i 2 ragazzi, quello morto e l'altro ferito gravemente, sono stati i 2 ragazzi di seconda generazione, italiani di seconda generazione di origine marocchina, e oggi c'è tra l'altro l'interrogatorio di garanzia. E invece ad Abano Terme ha rapinato un ragazzo del suo telefono ed è finito nei guai un 21enne arrestato dai carabinieri. Sempre 20enni in questo periodo al centro di gravissimi episodi di cronaca. Si è avvicinato ad un 24enne di Abano Terme vantando un presunto credito di 100 euro e lo ha minacciato con un coltello facendosi consegnare il telefono cellulare. È successo a Montegrotto Terme, dove un 21enne tunisino è stato fermato poco distante dal luogo dell'aggressione in un bar dai carabinieri. I militari della compagnia di Abano hanno trovato addosso all'uomo un coltello serramanico lungo più di 21 centimetri e il telefono che era stato precedentemente rubato. Il tunisino è quindi stato arrestato e portato alla casa circondariale di Padova. Il giudice per le indagini preliminari ha quindi convalidato l'arresto e disposto la misura del divieto di dimora in Veneto.
Caso analogo a Treviso, dove un uomo ha picchiato il padre di una bambina e gli ha rubato il cellulare. È stato denunciato dalla polizia. Anche in questo caso si tratta di un ventenne. Ha notato quel ragazzo nel quartiere di San Liberale a Treviso a bordo del suo monopattino elettrico che gli era stato rubato alcuni mesi prima. Senza pensarci, l'uomo, 50 anni, in compagnia della figlia, si è avvicinato al giovane con l'intenzione di scattargli una foto per rivendicare la proprietà del mezzo. Il ventenne, con precedenti alle spalle però di tutta risposta, prima lo ha minacciato di cancellare le immagini per poi colpirlo con un pugno alla mano portandogli via lo smartphone da 800 euro. Era il 24 marzo, qualche settimana dopo, il ragazzo è stato nuovamente sorpreso a bordo dello stesso monopattino, questa volta da una volante della polizia che lo ha denunciato per ricettazione, restituendo il veicolo al legittimo proprietario. Nel frattempo sono proseguite le indagini degli agenti della squadra mobile che, dopo aver raccolto la testimonianza del cinquantenne e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadine, nel corso di una perquisizione hanno anche recuperato e sequestrato gli abiti usati dal ragazzo il giorno della rapina. La zona rossa di Padova, nella zona della stazione, non verrà nuovamente prorogata. Il prefetto Giuseppe Forlenza annuncia però che i controlli saranno intensificati anche in altre aree degradate della città. Si conclude dopo 3 mesi la sperimentazione della cosiddetta zona rossa in stazione. A Padova sono state controllate 19.047 persone e sono stati emessi 48 ordini di allontanamento per violazione dell'ordinanza prefettizia, 18 nei confronti di persone con precedenti per stupefacenti, 10 per reati contro la persona, 12 per reati contro il patrimonio e 8 per altri tipi di reato. Si chiude dunque un provvedimento che molte polemiche ha creato in città. La prefettura, in una nota, fa sapere che i controlli saranno comunque potenziati nell'area della stazione ed estesi anche al comparto piazze. Verranno disposti anche servizi straordinari definiti ad alto impatto anche nell'area del Portello e dell'Arcella. Soddisfazione per la conclusione della sperimentazione da parte dei sindacati CGIL, CISL e UIL, che in un comunicato unitario, oltre a dirsi disponibili con le istituzioni per trovare soluzioni per il miglioramento della sicurezza pubblica, non solo con il controllo del territorio, ma dando anche una risposta di tipo sociale, favorendo l'accesso ai servizi e all'inclusione di chi vive in condizioni di marginalità. Per il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, lo scopo della zona rossa è stato raggiunto, ora bisogna continuare a vigilare. Valuteremo ovviamente l'evolversi della situazione, ma l'attenzione rimane massima e ringraziamo il prefetto per aver disposto un maggior controllo sulle piazze e zone ad alto impatto su Portello e Arcella. Servizio di Francesco Ceron della nostra redazione di Padova. Oggi in regia Francesco Cerone e Andrea Basso. Adesso torniamo alla tragedia di Castelfranco, andiamo tra pochissimo al Tribunale di Treviso con Daniela Sizia, ma prima vediamo un servizio che ricostruisce la vicenda dei 2 ragazzi che hanno accoltellato altri 2 ragazzi, uno è morto, l'altro ferito gravemente a Castelfranco Veneto. La procura ha deciso di contestare a entrambi l'accusa di omicidio volontario. Omicidio volontario in concorso. La procura di Treviso ha deciso di contestare tutte le accuse a entrambi i giovani arrestati per la morte a Castelfranco del ventenne di Tre Baseleghe Lorenzo Cristea e il ferimento di altri 3 amici che erano con lui alla discoteca Playa Beach Club di via Pagnana. Dopo il 19enne Badr Rouaji, studente di Montebelluna di origini marocchine, anche Taha Benani, 21enne richiedente asilo, dovrà rispondere di concorso in omicidio volontario aggravato, tentato omicidio, lesioni volontarie, rissa aggravata e porto d'armi, nella fattispecie un coltello. Per la procura ne sono stati usati 2 sabato sera, anche se ne è stato rinvenuto solamente 1. 3 i fendenti inferti a Cristea, addirittura 6, di cui 1 potenzialmente mortale, ad Alessandro Bortolami, il 22enne di Zero Branco, rimasto per 2 giorni in pericolo di vita, che nelle scorse ore si è risvegliato, come ha scritto la mamma in un post sui social e come ci ha confermato dal citofono di casa il papà. Ho visto che era sveglio e basta, non ho
parlato nulla, ha detto nulla. Siamo stati delicati, non gli abbiamo detto nulla, aggiunge il papà, neppure che l'amico Lorenzo è morto. Per i Bortolami un grande sollievo il miglioramento di Alessandro. Speriamo di sì, dai, speriamo. Mi spiace per il papà, per l'altro ragazzo. Bortolami sarà sentito dal magistrato appena possibile. Nelle scorse ore il pubblico ministero Giulio Caprarola, che indaga sul caso, ha ascoltato in ospedale a Montebelluna l'altro ferito ancora ricoverato, Alessandro Pepe, anche lui in miglioramento, spiega il padre. Un po' in miglioramento, è stabile. Stasera vado a trovarlo. Non mi ha raccontato niente perché non è ancora tanto ok. Cioè, ha raccontato queste cose al PM. Siamo un po' addolorati del ragazzo che c'è, ma no, adesso io stasera vado a trovarlo e vediamo. Proprio Pepe avrebbe fatto riferimento a un altro coltello sul luogo dell'omicidio usato da Benani, testimonianze che insieme al video in possesso degli inquirenti contribuiscono a ricostruire un atto di violenza totalmente sproporzionato, dice il capo della Procura di Treviso Marco Martani, rispetto al presunto torto subito, di cui nelle prossime ore saranno chiamati a dare la loro versione dei fatti i due arrestati nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si svolgerà in carcere a Santabona. Dell'autopsia sul corpo della vittima si occuperà infine il medico legale Alberto Furlanetto. Il conferimento dell'incarico da parte della Procura avverrà probabilmente giovedì. Servizio di Lina Paronetto, quindi l'interrogatorio di garanzia e questo video che li inchioderebbe. Andiamo in diretta da Daniela Sizia per gli ultimi sviluppi dell'inchiesta. A te, Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno anche telespettatori. Sì, un video fondamentale, quello che hanno in mano i carabinieri, che è stato girato da un automobilista di passaggio e che cristallizza, ripercorre quei tragici momenti e quelle coltellate date dai due ragazzi di origine marocchina. Ma ci sono ancora tanti punti, si parlava proprio con i carabinieri, che devono essere chiariti. Il primo fra tutti è la seconda arma, il secondo coltello, che non è mai stato trovato nel luogo del delitto e si cerca ovviamente questa seconda arma e soprattutto chiarire come questi due ragazzi originari del Marocco, questi due arrestati, siano arrivati in discoteca, una discoteca che comunque non è proprio in centro, quindi si pensa che siano arrivati con qualche mezzo, ma ovviamente da chiarire come e chi, se c'è qualcuno che li ha accompagnati e poi magari si è allontanato. Quindi tanti punti ancora da chiarire, indagini che sono ovviamente in corso. I carabinieri in questo momento stanno continuando a visionare tutte le immagini e le foto scattate all'interno e all'esterno del locale per cercare davvero di cristallizzare questo momento e soprattutto lanciano anche un appello i carabinieri dicendo a tutti insomma, i ragazzi, se qualcuno ha qualche immagine o qualche foto, insomma, di consegnarla. E loro stanno anche controllando i social proprio per questo, perché i ragazzi insomma postano di tutto, quindi loro sperano che vengano postati magari qualche foto, qualche immagine che possa chiarire definitivamente questo episodio. Intanto questa mattina c'è stato l'interrogatorio di garanzia al carcere di Treviso, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due ragazzi e noi sentiamo le parole proprio dei difensori di Taha Bannani, Fabio Targa e Paola Miotti. Sentiamo che cosa hanno detto. La situazione è molto complessa e con la collega e con l'assistito abbiamo assunto la decisione di avvalerci della facoltà di non rispondere e questo perché evidentemente sono molti gli elementi da valutare, gli attori sono molti, gli elementi di ripresa sono al di fuori di una discoteca immaginabile, sono molteplici ed è importante capire davvero che cosa abbia determinato tutto questo, abbia scatenato tutto questo. Il ragazzo era estremamente provato e davvero disperato per l'evento. È necessario che in questo momento sia forte. Noi siamo fiduciosi circa la possibilità di dare una lettura adeguata alla vicenda così complicata, anche per quello che è successo prima rispetto all'accadimento di poi, perché è evidente che sono molto significativi da un punto di vista difensivo eventuali episodi di provocazione. Sono da valutare, non li stiamo affermando, stiamo semplicemente dicendo che occorrerà verificare se vi siano stati episodi che hanno determinato
gli accadimenti successivi. Ci sono determinati incombenti che devono essere effettuati, la complessità della situazione non ci consente di capire effettivamente come si siano svolti i fatti, visto appunto che vi sono parecchi soggetti e che si tratta di una situazione appunto non chiara ancora nella dinamica. La prossima tappa sarà affiancare le indagini che sta svolgendo la Procura, contribuire per uno sforzo di chiarimento rispetto a quello che è successo. La prossima tappa sarà questa. L'incarico all'anatomopatologo per l'autopsia sul corpo della vittima, che verrà eseguito probabilmente già nella giornata di domani, mentre nelle prossime ore verrà sentito il giovane che era gravissimo in ospedale, che ora fortunatamente non è più in pericolo di vita ed ha iniziato a parlare. Probabilmente i carabinieri ascolteranno le sue parole. Dalla procura qui del tribunale con Alberto Pivetta è tutto, io ti restituisco la linea. Grazie molto a Daniela Sizzia. Ieri sera a Focus abbiamo parlato del caso dei bambini Moschea, ma soprattutto degli accoltellatori, di questi ragazzi che girano con i coltelli in tasca. Sentiamo cosa ha detto, tra gli altri, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Giuseppe Pan. Veramente noi stiamo abdicando veramente la nostra, e ripeterò all'infinito, lo ripeto in Consiglio regionale, lo ripeto, io adesso ho depositato da 15 giorni una risoluzione contro il velo islamico negli uffici pubblici e l'uso del niqab e tutte quelle robacce che si mettono in testa alle donne islamiche costrette la gran parte delle volte, e quando magari vengono qui e cercano di farsi una vita normale eccetera, vengono accoltellate e picchiate. Abbiamo visto ragazze tagliate a pezzi perché dovevano sposarsi, erano già con matrimoni combinati, perché ne abbiamo visto di tutti i colori in questo paese, di episodi che noi per decenni non avevamo mai visto. Io sarò un boomers, ma quando noi uscivamo per le strade o andavamo in discoteca, andavamo in giro, magari sì, quello di un paese vicino al tuo, se guardavi una ragazza ti diceva va a casa tua e ti prendevi anche un calcio nel culo, ma non tiravano mai fuori il coltello, nessuno tirava fuori il coltello, nessuno. E invece qui non siamo più sicuri, nei trasporti. Se andate in treno qualche volta, io vado in treno spesso, vedete orde di africani che non pagano il biglietto, che scappano dai controllori, nei bus, gli autisti che vengono picchiati a Venezia o a Treviso. Abbiamo una situazione che è veramente fuori controllo, totalmente fuori controllo. Allora, questo era Giuseppe Pan, capogruppo della Lega in Consiglio regionale ieri sera a Focus. Riprendiamoci, cerchiamo di riprenderci un po' grazie ai nostri alpini che andranno a Biella per la dunata nazionale. Ovviamente saranno migliaia di penne nere e stanno partendo da tutto il Veneto. Tutta la 3 giorni degli alpini a Biella, venerdì, sabato e domenica, sarà mandata in diretta dalle reti di Media Nord-Est. Intanto andiamo a Mestre da Ilaria Marchiori. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui insieme a Franco Munarini, il presidente degli Alpini della sezione di Venezia. Anche voi, presidente, pronti a partire? Allora, qualcuno è già partito, state ancora aspettando gli ultimi preparativi. Come vi siete organizzati per questa 96esima adunata? Allora, è già partito uno dei nostri vessilli, che con un gruppo di marciatori, di camminatori, è partito da Vicenza e sta andando a Biella a piedi. E domani cominciamo a partire noi. Faremo una serie con una serie di camper, dovremo essere 4 camper più 4 tende. Andremo ad accamparci a Mongrando, che è una località a 10 km da Biella. Non siamo riusciti a organizzare come al solito i pullman perché è stata di estrema difficoltà trovare delle location, delle situazioni di accoglienza
per pullman interi, per cui poi ci sono state parecchie disdette, l'età avanza, la gente comincia ad avere anche dei problemi. Ecco, anche per questo sarete un po' meno rispetto agli altri anni? Io penso che saremo un'ottantina, di solito sfioriamo i 100-110, quest'anno saremo un'ottantina, da quello che sento dalle 1000 telefonate che stiamo facendo in questi giorni. Va bene, comunque siete sempre parecchi. Sì. Cerchiamo di essere all'altezza di queste cose. E quale sarà quest'anno il vostro slogan? Il nostro slogan quest'anno è un po' strano, perché lo slogan ispiratore è quello che gli alpini sono portatori di speranza, no? E abbiamo pensato una cosa strana, abbiamo messo in luce il nostro numero preferito, che è il 33, che è il titolo della nostra canzone, e il nostro motto sarà 33 infiniti passi verso la speranza. Ecco, questo sarà lo slogan delle Penne Nere veneziane, che tra l'altro da qualche anno hanno festeggiato i loro 100 anni. Sì, nel 21 abbiamo festeggiato la consegna del primo vessillo, abbiamo scritto un libro, l'abbiamo presentato nel 22 e quindi sì, l'anno scorso abbiamo organizzato il raduno di Bibbione, che stiamo ancora patendo la stanchezza, per cui sì, poi sarà la radunata come tutte le altre, con tutti i nostri impegni, con i nostri gruppi di Fiume, Polle e Zara, che anche quest'anno saranno presenti all'apertura della sfilata, con la loro messa per gli andati avanti del sabato pomeriggio, quindi tutti gli appuntamenti saranno rispettati. E allora, in attesa di veder sfilare alla Dunata anche le Penne Nere veneziane, io ringrazio Franco Munarini. Qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e Simone Merlo per la parte tecnica. Ovviamente seguiremo tutta la Dunata con le nostre reti, vi dicevo, e pensate che sono tantissimi gli alpini che partiranno con i pullman, in gran parte, ma ci sono anche alpini che raggiungeranno Biella a piedi. Sentiamo. 19ª edizione della Marcia degli Alpini, idea nata allora da un alpino in armi, Matteo Miotto, militare tienese caduto in combattimento in Afghanistan. Tradizione che si rinnova ogni anno. Il gruppo di alpini marciatori vicentini, fedele alla tradizione di partire a piedi da Vicenza per raggiungere a tappe il luogo della Dunata, non si è tirato indietro nemmeno quest'anno. Direzione Biella, arrivo previsto l'8 maggio. Terza tappa della Marcia Alpina da Lonato del Garda a Ospitaletto, provincia di Brescia. Mancano 3 km dall'arrivo, ci sta aspettando il presidente di sezione e avremo la cerimonia alle 5:30 ricordando i caduti. Siamo il gruppo avanzato, ce n'è una retroguardia che a 2-3 km è un passo un po' più lento. Siamo contenti, il tempo tiene e quindi rispettiamo i tempi, quindi saremo a Biella l'8 maggio come da programma. Partiti in 14 da Schio, il 1° maggio, qui erano alla terza tappa e come in tutte le tappe vengono accolti dal gruppo locale e dedicano una cerimonia ai caduti. Per loro l'arrivo si fa sempre più vicino, raggiungeranno Biella dopo aver percorso un totale di 330 km. Alla base della motivazione che li spinge ogni anno, la risposta è univoca e profonda: manifestare il sentimento di riconoscenza nei confronti del passato e della storia. Servizio di Luisa Bertini e per la 96esima Dunata ovviamente sono pronti a partire anche gli alpini della sezione di Treviso. Pronto, manca sempre meno alla 96esima Dunata nazionale degli Alpini di Biella. Strade e piazze sono già chiuse, si montano infrastrutture, totem e tribuna d'onore. La città, da poco più di 40.000 abitanti, si prepara ad accogliere oltre 400.000 persone radunate attorno al motto Alpini portatori di speranza. Tra loro moltissime penne nere trevigiane. Siamo in fermento, siamo in preparativi. Tanti di noi si sono già avvicinati a Biella. E il grosso dei nostri alpini comunque raggiungerà Biella tra oggi, domani e soprattutto venerdì,
quindi sicuramente c'è tanta trepidazione e voglia di festeggiare. Una piccola città che sta facendo di tutto per organizzarsi al meglio, ma i locali sono andati già sold out un anno fa, perciò i trevigiani si sono organizzati diversamente. I nostri gruppi sono soprattutto concentrati in prossimità di Biella, quindi a qualche chilometro dal centro, ma per dire molti dei nostri gruppi sono a Ochiepo Superiore, altri a est, ma soprattutto a sud di Biella, quindi diciamo mediamente a 5-10 km da Biella. I valori che porterete come ogni anno sfilando? Sono quelli che ricalcano il nostro statuto, il nostro credo, e quindi la solidarietà, la memoria di chi ci ha preceduto. Non mancherà un pensiero a Giancarlo Gentilini. Come tutti i nostri alpini andati avanti, verrà ricordato in ognuno di noi. Sappiamo che le ferree e giuste anche regole dell'organizzazione della Dunata ci impediscono di portare simboli e soprattutto il nostro cappello, che comunque è un sacro per noi, ma al di là di questo ci saranno sicuramente all'interno di ognuno di noi, ricorderemo Giancarlo ognuno a modo suo, ma per quello che ha dato e per la sua grande alpinità. Servizio di Eddie Kaliman. Adesso sentiamo il presidente della sezione ANA di Padova e di Rovigo, Carlo Casellato. Cosa significa essere alpini oggi nel 2025? Ma sicuramente essere alpini oggi è molto, molto diverso da un certo punto di vista rispetto a quello che voleva dire essere alpini 50 anni fa. Noi non abbiamo più nessuno che ha fatto la guerra, e quindi non abbiamo più questa grossa spinta che ci viene dai nostri vecchi che sono andati tutti avanti. Quindi l'associazione sta diventando sempre di più un'associazione che pensa al volontariato. Fare però un volontariato da alpino è un qualcosa di diverso, pur non togliendo nulla a tutti gli altri volontari. Io vedo ad esempio con la nostra protezione civile, noi siamo sempre i primi, siamo sempre disponibili, andiamo oltre a quello che diciamo dovrebbe essere il minimo impegno o il massimo impegno, andiamo oltre il massimo. Ecco. Perché? Perché siamo spinti un po' da questo spirito di corpo di chi ha fatto il militare, non ha fatto la guerra per fortuna, e noi riusciamo a trasmettere questo spirito anche a chi è entrato e sta entrando nella nostra associazione come amico degli alpini o come aggregato, quindi non ha portato il cappello alpino, però ecco, ha all'interno di sé già questi valori degli alpini, il ricordo e l'aiuto, e noi come associazione glieli facciamo uscire, ecco, quindi la portiamo avanti come volevano i nostri vecchi, facendo sempre di più volontario. Torniamo alla cronaca, perché il sindaco di Carmignano di Brenta, Eric Pasqualon, favorevole agli autovelox, ha ricevuto delle pesanti minacce. Sentiamo. Autovelox posizionati nel comune di Carmignano di Brenta per garantire la sicurezza sulle strade, e in municipio arriva una lettera minatoria indirizzata direttamente al sindaco Eric Pasqualon. Sindaco, questa è una copia della lettera che è arrivata a lei, ovviamente lettera anonima, una lettera minatoria che da una parte spaventa, è vero, però dall'altra fa capire anche che voi siete nel giusto. Sì, è arrivata proprio ieri qui in municipio questa lettera minatoria che ci accusa, ecco, non solo di essere dei ladri, ma insomma ci augura anche qualcosa di più grave. Credo che al di là insomma della gravità dispiace, però ecco, noi siamo convinti che siamo sulla strada giusta. I nostri Velox sono 3 all'interno della strada statale SS53, servono da deterrente proprio per correre meno all'interno delle nostre strade. I dati ci danno ragione, ci sono tanti verbali che abbiamo fatto negli anni scorsi, in questi anni sono in netta riduzione, quindi vuol dire che chi percorre queste strade corre meno, e soprattutto abbiamo un dato molto molto positivo, che è quello dell'azzeramento degli incidenti, soprattutto in particolare quelli mortali che avvenivano prima dell'installazione di questi Velox. Chi ha scritto questa lettera vi accusa di voler semplicemente fare cassa, infatti scrive cassa, 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 altro che sicurezza, vergogna, vi auguro di puntini, puntini, e scrive viva Fleximan.
È sbagliato incitare a essere contro le regole, a tutti fa dispiacere, soprattutto anche fa arrabbiare prendere una multa a chi non è successo, però credo che sia fondamentale il rispetto delle regole che garantisce la sicurezza all'interno delle nostre strade. Ce lo chiedono i cittadini, tantissimi cittadini si lamentano all'interno dei nostri municipi e parlo anche a nome degli altri sindaci che le persone corrono per strada e correre quindi può provocare davvero gravi incidenti. Quindi noi siamo impegnati su questo fronte e l'unico modo per riuscire a risolvere questo problema è proprio mettere le mani nelle tasche dei cittadini, che non vuol dire rubare come qualcuno dice, ma vuol dire far rispettare le regole. È preoccupato lei dopo questa lettera di minacce? Assolutamente no, è chiaro che dispiace ricevere sempre delle minacce, però credo che le persone che non hanno nemmeno il coraggio di firmarsi sono le persone che non valgono la nostra preoccupazione, tantomeno la nostra attenzione. È chiaro che sono dei segnali brutti, chiediamo anche fra l'altro in questo contesto difficile normativo che anche il governo, il Ministero in particolare risolva definitivamente la diatriba omologazione e quant'altro, perché questo metterebbe anche a tacere tutte queste persone che trovano in quegli appigli anche le modalità di fare minacce. E intanto lei ha denunciato la cosa ai carabinieri. Ringrazio fra l'altro la stazione del comando dei carabinieri di Carmignano di Brenta che sono subito intervenuti e sono venuti a sequestrare questa lettera minatoria proprio per andare a fare ulteriori indagini. Ecco, tra l'altro Viva Fleximan, ricordiamo l'individuo che ha tagliato con un flessibile i vari velox in Alta Padovana, in diversi comuni dell'Alta Padovana. Quindi inneggiare chi sta compiendo un atto contrario alla legge, lei dice assolutamente no, non ci sto. Assolutamente, fra l'altro sono stati davvero fatti notevoli danni in tutto il nostro territorio, non a Carmignano di Brenta, però inneggiare a questi personaggi vuol dire essere complici e avvalorare un po' quello che fanno, quindi assolutamente diciamo alle persone correte meno per le strade, ma non seguite questi cattivi esempi che sono degli esempi che portano anche ad avere delle conseguenze non di poco conto. Sindaco Pasqualoni, intervistato da Vanessa Banzato. Adesso andiamo a Padova in diretta da Chiara Gaiani perché è stata inaugurata una nuova area di osservazione intensiva al pronto soccorso. Vedo anche il presidente Zaia. A te Chiara. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo in questa nuova area di osservazione breve intensiva del pronto soccorso. A giugno dovrebbe essere pronto il progetto definitivo per il nuovo polo ospedaliero di Padova Est, ma si continua a investire anche nel polo Giustino Neo. Questo per dare un numero, è un pronto soccorso da quasi 100.000 accessi all'anno. Assolutamente sì, ma abbiamo anche concluso ormai la nuova pediatria, 155 posti letto, 101 milioni di euro, 8 piani, 6 più sale operatorie. Questo dà una dimensione di cosa abbiamo fatto in questi anni. Questo pronto soccorso intercetta il 10% degli accessi, quindi 10.000 persone su 100.000, passano attraverso questa osservazione breve che magari qualcuno la vede come non hanno posto in corsia, ma non funziona così. Qui i pazienti vengono valutati in maniera professionale, restano dalle 4 alle 48 ore, quindi anche fino a 2 giorni, e si vede il dato importante che di 10.000 che entrano in questa osservazione breve, quasi 9.000 se ne tornano a casa, non vengono malamente ospedalizzati per poi essere mandati a casa. Questo ci evita guai al paziente e dall'altro anche disguidi nei reparti dove arrivano dei pazienti che magari sono stati ancora non valutati approfonditamente e rischiano di trovarsi o sul reparto sbagliato o impropriamente ricoverati nella fretta di mandare dal pronto soccorso al reparto. Questa è la vera storia. Ecco, il Presidente, veniamo dalla conferenza stampa in cui è stata illustrata questa nuova area. Il primario del pronto soccorso, ringraziando i suoi dipendenti, si è quasi commosso. Io ho avuto, sono gli uomini e le donne della nostra sanità questi. Guardi, qui siamo in prima linea, pronto soccorso vuol dire che tu non sai mai cosa arriva
con l'ambulanza, quindi sono veramente degli angeli, dei grandi professionisti e sono spirito di squadra unico e non potrebbe che essere così perché loro veramente lavorano in squadra. Una persona che fa il solista in pronto soccorso non ha vita e va a finire male, nel senso che queste persone salvano vite a moltissime persone che magari non conosceranno neanche mai perché nella fretta del primo intervento poi se ne vanno nei reparti o nelle osservazioni e dopodiché verranno dimessi, quindi sono veramente grandi. Regionali, ci sono novità sulla data, Presidente, dato che ce l'abbiamo? No, attendiamo dalla Corte Costituzionale, dal Consiglio di Stato la risposta e dopodiché in base a cosa ci diranno, se in primavera o in autunno, decideremo la data. E le chiedo anche delle Olimpiadi, c'è preoccupazione perché si rischia che tutti i cantieri, tutti i lavori non siano pronti per l'apertura, per il taglio del nastro, per l'inaugurazione? No, guardi, le posso garantire che tutti i cantieri per le Olimpiadi saranno pronti. Noi abbiamo firmato un contratto a Losanna in Svizzera. Non saranno pronti i cantieri che non c'entrano nulla con le Olimpiadi, ma c'entrano perché ce li siamo fatti finanziare, che sono quelli delle strade, la variante di Cortina, la variante di Longarone e altri cantieri che comunque sono già finanziati e arriveranno pian piano perché comunque hanno tempi importanti negli anni successivi, ma immagino arriveranno prima del 2028 dove avremo le Olimpiadi giovanili invernali e quindi un altro grande evento. Direttore, non so se hai altre domande per il Presidente. Volevo sentire il Presidente ancora, se è possibile, sulle vicende di grande attualità di questi giorni, cioè i bambini nella moschea e poi questa strage di ventenni con questi ragazzi che girano col coltello in tasca. Presidente, il direttore ci chiede un commento sulla vicenda dei bambini di Susegana e poi anche sul fatto di cronaca che ha impressionato tutti, un ventenne morto a Castelfranco, si gira col coltello in tasca, una vicenda che ha impressionato sicuramente tutto il mondo. Sì, quello del coltellamento è un coltellamento che deve essere chiuso con condanne e noi non possiamo immaginare però di descrivere i nostri ragazzi come tutti quelli che vanno a fare baby gang o a coltellare. Abbiamo una foresta che cresce, che la quasi totalità dei nostri ragazzi che sono per bene, hanno un progetto di vita, lavorano, studiano, rispettano le leggi, rispettano le persone. Quindi queste sono le piante che cadono, che fanno un grande rumore, purtroppo una grande tragedia, ma non sono i nostri giovani. E dall'altro rispetto a Susegana le dico quello che ho già detto, nel senso che ben vengano le visite alle moschee, alle sinagoghe, ai templi, alle chiese anche. Stiamo davanti a un gruppo di bambini dai 3 ai 6 anni, quindi non sono bambini che hanno fatto storia delle religioni, hanno una formazione limitatissima. Ben venga che uno li accompagni, gli spiega che non ci sono i banchi ma i tappeti per pregare, che non c'è il prete ma c'è un imam. Dopodiché lì mi sarei fermato. Immagino che magari la situazione sia non sfuggita di mano, nella semplicità della visita si sono inginocchiati, non avranno sicuramente pregato, hanno simulato la preghiera, però direi che è qualcosa di più che nulla a che vedere con una visita che deve essere rispettosa. Guardi, diciamolo a quelli che magari adesso mi sentono stanno agitando, se questo fosse accaduto in una chiesa, che avessimo visto i bambini fotografati tutti a pregare eccetera, sarebbe partito in egual misura un dibattito, giustamente, perché dobbiamo rispettare le libertà individuali e soprattutto quello che sono le confessioni religiose. Io non avrei portato dei bimbi musulmani a far finta di pregare in chiesa perché sarebbe irrispettoso nei loro confronti. Dicono però che fanno il presepe, se non sbaglio, insieme. Ma ben venga, anche perché nel presepe c'è la Madonna che è l'unica donna citata nel Corano, Gesù è uno dei profeti, quindi chi spende queste robe per far vedere che la sa più lunga dovrebbe studiarlo un po' di più. Chiara, un'ultimissima cosa, un'ultimissima domanda per il Presidente. Sì. Stasera il conclave inizia alle 16:30, ci sarà alle 19 la prima fumata. Presidente, si augura come tutti i veneti, credo che possa essere eletto un altro Papa Veneto. Ecco, il direttore mi chiede se si augura che possa essere eletto un altro Papa a Veneto. Questo me lo chiedono sempre, allora è ovvio che cosa vuole che dica, che non siamo felici di avere un Papa a Veneto. Però c'ho anche un rispetto ossequioso per il lavoro di 138 cardinali. Sapranno scegliere, io sono più sicuro, il migliore interprete del nostro tempo. Faccio un esempio, Wojtyła, per non parlare di papi recenti. È stato scelto in un momento opportuno un Papa polacco che interpretava una rivoluzione, la perestroica di quel momento, della Lech Walesa con Solidarność, piuttosto che
il crollo della cortina di ferro di quello che poi sarebbe stato il muro di Berlino e così via. Quindi il Papa interpreta del nostro tempo, un Papa che guarda i giovani, che guarda il dialogo interconfessionale, interreligioso, ma soprattutto un Papa che parla di pace, ed è un grande Papa che potrebbe veramente portarci la pace. Ecco, i cardinali veneti però magari lei li conosce bene, insomma, un Parolin che è stato segretario di Stato, cosa ne pensa? Ma si dice, quando entri Papa esci cardinale. Io non voglio alimentare questo detto, per cui penso che noi dobbiamo guardare in maniera rispettosa a quello che accadrà. Ovvio che poi a noi farebbe piacere, però guardiamo in maniera rispettosa. Ecco, allora se non hai altre domande, direttore. Grazie molte Chiara, ringrazio il Presidente, grazie a te, a Simone Squarcina per la parte tecnica. Adesso vediamo purtroppo ancora incidenti sul lavoro, una vera e propria strage, e ancora nella provincia berica del 2025, la prima vittima ieri in realtà di quest'anno, senza contare tutte le altre. Vediamo i dati dei sindacati che rilanciano l'allerta, e quest'anno in Veneto, ricordiamo, le vittime sono già triplicate rispetto all'anno precedente. La morte di Raffaele Galano, l'operaio di 58 anni dipendente dell'Ariston Cavi di Brendola, stritolato da un macchinario dell'azienda durante il turno di lavoro. La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo, al momento senza indagati, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Dalle prime indiscrezioni trapelate pare che l'uomo fosse solo nei pressi di una macchina per l'estrusione della gomma che ricopre i cavi elettrici prodotti dall'azienda. Non ci sarebbero perciò testimoni diretti del tragico momento in cui l'operaio è finito risucchiato dai meccanismi. Solo dopo i colleghi sono intervenuti, richiamati dal trambusto, e hanno liberato il corpo del 58enne ormai privo di vita dal macchinario che è stato sequestrato. Una tragedia che ha fatto registrare il primo morto sul lavoro anche nella provincia berica, che va ad integrare la drammatica classifica nazionale. 21 gli incidenti mortali tra gennaio e marzo 2025, il triplo di quanti si erano registrati nello stesso periodo lo scorso anno. Secondo l'INAIL anche gli infortuni sul lavoro sono aumentati, raggiungendo quota 14.825, 310 in più rispetto al 2024. Insorgono i sindacati che chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Un capoturno esperto, 35 anni di lavoro, in un'azienda dove la cultura della sicurezza è nel DNA. Eppure è capitato. Sembra che le campagne che facciamo, zero morti sul lavoro, che fa parte della nostra vita quotidiana, non bastino mai. Abbiamo dedicato addirittura un 1° maggio CGIL, CISL e UIL sulla sicurezza sul lavoro. La formazione è importante, ne serve di più, ma soprattutto anche formazione qualificata. Certo servono investimenti e non ultimo anche gli aspetti relativi agli ispettori e tecnici della prevenzione per quanto riguarda il servizio di prevenzione dello Spisal. Abbiamo appena finito di celebrare la giornata mondiale sulla salute e sicurezza sul lavoro e c'è un'altra vittima. In Veneto i dati sono drammatici. Nei primi 2 mesi abbiamo registrato 15 infortuni mortali contro i 4 dell'anno precedente. Non abbiamo i dati di marzo, ma la situazione è in continuo peggioramento. Bisogna intervenire sul modello di sviluppo della nostra regione e del nostro paese, cambiare i modelli organizzativi, avere rispetto dei tempi e carichi di lavoro delle persone, altrimenti questa situazione non si invertirà mai. Quante volte sentiamo parlare di conducenti di mezzi pubblici che vengono aggrediti durante il loro servizio, vengono insultati, vengono picchiati. È il caso che dimostra quanto siano molto spesso altruisti e sempre a disposizione dei passeggeri è quello di un uomo, di un autista di un trasporto pubblico di Venezia, che ha salvato un anziano che si era procurato una profonda ferita ad una gamba. Un 70enne deve la vita a un giovane autista di ATVO che grazie alla capacità di intervenire prontamente è riuscito a evitare il peggio. Mi aveva fatto notare che era caduto il motorino perché aveva il gomito insanguato, aveva 2 ferite. All'inizio avevo osservato solamente la ferita sul gomito, era un taglio che avevo medicato utilizzando la scatola medica del pullman. Poi con la coda dell'occhio ho osservato che si stava formando una piccola pozzanghera di sangue sotto il suo piede destro. Mi sono fermato, abbiamo guardato e
notato che si stava effettivamente dissanguando, aveva un buco dalla parte superiore del polpaccio. Avevo chiamato il pronto soccorso e ovviamente l'ufficio movimenti di ATVO. Avevo utilizzato come laccio la mia cintura per fermare il più possibile il dissanguamento e abbiamo aspettato i soccorsi. Adrian, 29 anni, di origine rumena, in Italia da molto tempo e residente a San Donà, lavora per ATVO da poco più di un anno. Con il mezzo era appena uscito dal centro di Torre di Mosto, imboccando la strada che porta alla frazione di Staffolo, quando il settantenne gli ha fatto cenno di fermarsi per salire a bordo dopo la caduta col motorino. Adrian ha saputo prendere subito in mano la situazione. Ho dovuto agire e l'ho fatto d'istinto, ecco, e quindi è stata una cosa proprio istintiva. Per il 29enne era la prima volta. ATVO ci fa dei corsi. Fortunatamente c'ho la mamma infermiera che è stata molto brava e mi ha dato anche una mano lei quando ero piccolino. Il settantenne, dopo essere stato portato in ospedale per le cure del caso, ha chiamato l'azienda per ringraziare il suo salvatore, che non si aspettava tanta gratitudine. Io sono contento che il Signore sta bene e che tutto è finito al meglio, ecco. Soddisfazione è stata espressa dal presidente ATVO Fabio Turchetto. Faccio i complimenti ad Adrian, ha detto. Il fatto che questo signore abbia chiamato in azienda per ringraziare è motivo di orgoglio e di soddisfazione che va esteso a tutto il personale e al lavoro che quotidianamente svolgiamo. E restiamo sul trasporto pubblico locale perché c'è carenza anche in questo settore di autisti, di conducenti e poi servono sempre delle risorse e la Regione del Veneto a questo proposito ha stanziato fondi al bacino bellunese, oltre agli altri, dove sono stati destinati 13 milioni di euro che entreranno nelle casse di Dolomiti Bus. Si riaccende il dibattito sulla discussa privatizzazione della società, ovviamente siamo nel bellunese. Il riparto dei fondi per il trasporto pubblico locale deliberato da Palazzo Balbi per l'anno in corso farà arrivare nelle casse di Dolomiti Bus 13 milioni di euro. Sono fondi che dovrebbero garantire il servizio di trasporto urbano ed extraurbano in un periodo in cui la società palesa oggettive difficoltà. Da un lato la carenza di autisti, dall'altro la stretta sulle corse che stanno penalizzando gli utenti, specie quelli che vivono nelle terre alte. Pensavo in questi giorni che, visto e considerato che l'ente provincia ha un avanzo di amministrazione piuttosto corposo e una parte anche non vincolata, che forse potrebbe essere il caso di tentare di riprendersi la maggioranza della società Dolomiti Bus. L'assessore Bottacin lo dice senza troppi giri di parole. Fino al 2021 le quote di maggioranza della società erano della provincia, che successivamente, dopo la proposta di ricapitalizzazione da parte del socio privato, ha scelto di lasciare il suo pacchetto e di abdicare al suo ruolo di titolare. Evidentemente la provincia non ha più il peso e la forza di incidere come era prima, naturalmente, e questo credo, il fatto di riappropriarsi della maggioranza pubblica potrebbe essere un grande vantaggio, visto e considerato anche tutti i disagi che ormai conosciamo da tempo. Inutile riepilogarli, i racconti e le testimonianze di studenti e lavoratori potrebbero riempire il libro bianco del degrado e del cattivo funzionamento del servizio di trasporto pubblico locale bellunese. Tanto più oggi, con l'incombente evento olimpico, le richieste di rispetto del sacrosanto diritto alla mobilità sono sempre più numerose. Bottacin, Pungola, Palazzo Piloni. Io credo che forse un ragionamento su questo andrebbe fatto per verificare se ci sono le condizioni perché la provincia si riappropri della maggioranza di Dolomiti Bus, riportandola a essere una società di fatto pubblica. D'altronde la legge Madia impone che il socio privato detenga almeno il 30% delle quote societarie, non la maggioranza. E l'assessore Bottacin, suo malgrado, si deve occupare molto spesso di dissesti idrogeologici e ha piovuto moltissimo, ci sono stati problemi in tante zone, per esempio nel Veneziano anche tanti disagi, forti precipitazioni a Jesolo che hanno allagato strade e garage del paese come in altre zone, come vi abbiamo raccontato ieri nei telegiornali. Vediamo.
Dopo le grandinate che a Mirano e Spinea hanno ricoperto strade e piazze imbiancandole, forti piogge si sono abbattute violentemente anche a Jesolo, Portogruaro ed Eraclea. Strade e garage allagati, esondati anche i canali scolmatori nella campagna di Portogruaro. Una bomba d'acqua, la definiamo proprio così, si è scaricata in una parte del territorio, la parte più residenziale a nord della città, quindi Jesolo Paese per intenderci, in alcune zone che storicamente sappiamo essere interessate da problemi di allagamenti. Purtroppo queste zone hanno avuto appunto le strade invase dall'acqua e in alcuni casi dove non c'è stata la prontezza a mettere le paratoie, anche alcuni garage allagati. Il primo cittadino della località balneare si appella alla regione affinché si trovino soluzioni per far fronte a eventi meteorologici come questo. Ovviamente questo impone di accelerare le strategie di investimento dell'amministrazione comunale. Proprio in questo momento abbiamo un cantiere nella zona residenziale di Jesolo 2 con 4,5 milioni di investimento che porteranno a risolvere definitivamente il problema degli allagamenti. Sicuramente abbiamo due istanze da rivolgere. La prima è legata alla necessità di avere risorse sui territori appunto per i comuni per incentivare questo tipo di interventi di resilienza sul territorio. Dall'altro lato chiederemo alla Regione l'attivazione dello stato di emergenza proprio per andare incontro ai privati che hanno subito dei danni nelle prime ore della mattinata di oggi. Un appello volto a migliorare le capacità e la prontezza del territorio nel reagire al tempo instabile per il bene della popolazione. Intanto anche il sindaco di Portogruaro è intervenuto sottolineando ed invitando i cittadini alla massima prudenza. E ieri una bomba d'acqua nell'Alta Padovana tra San Giorgio delle Pertiche e Campo d'Arseco con gravi danni all'agricoltura locale. Sentiamo. Non solo strade e scantinati allagati, il nubifragio che lunedì sera si è abbattuto tra San Giorgio delle Pertiche e Campo d'Arsego ha danneggiato anche i campi. Le associazioni degli agricoltori stanno facendo una verifica della situazione delle coltivazioni dei cereali appena seminati. I campi non sono riusciti ad assorbire l'ingente quantità di acqua caduta in pochi minuti, l'equivalente di un mese di piogge, e in molte aree si sono formati vasti ristagni con i canali che hanno invaso i campi coltivati. Le forti piogge degli ultimi giorni e gli effetti che hanno avuto sui nostri territori, soprattutto nel nord di Padova, dimostrano come il cambiamento climatico sia un elemento che non può essere più sottovalutato. È necessario che la politica ritrovi quelle risorse necessarie ai consorzi di bonifica per una corretta gestione del deflusso delle acque e che nel futuro si parta dal principio del consumo di suolo zero. Sempre di più è necessario proteggere quello che è la tenuta idrogeologica per salvaguardare le attività economiche e le abitazioni dei cittadini. Come organizzazione, come CEA di Padova, siamo al fianco dei consorzi di bonifica per permettere investimenti sempre più necessari al nostro tessuto idrogeologico. In totale sono stati una decina i garage allagati a San Giorgio delle Pertiche, 16 famiglie a Campo d'Arsego. Nella frazione di Cavino sono ancora in fase di recupero le auto finite nei canali durante la bomba d'acqua, quando le strade si sono trasformate in fiumi. Vice Valentina Visentin, e domani il voto del Parlamento europeo sulla proposta del senatore Luca De Carlo di abbassare la protezione del lupo in modo che sia meno dannoso soprattutto per gli allevatori di animali, e ci riferiamo in particolare all'altopiano di Asiago, ma il lupo sta creando danni in tante zone. Sentiamo le novità. Merci beaucoup, chers collègues. Nous passons à présent au vote sur la demande de décision d'urgence. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La demande de décision est approuvée. Via libera a larghissima maggioranza la procedura d'urgenza sulla revisione della protezione del lupo. Alle 12, dopo l'ultimo appello contrario alla modifica della direttiva Habitat, i deputati hanno detto sì e già giovedì sarà votata la proposta della Commissione europea sul declassamento da specie rigorosamente protetta a protetta. Immediata la soddisfazione dell'europarlamentare di Forza Italia PPE Flavio Tosi, che parla di una svolta storica per la montagna, la pianura e gli allevatori. Nelle stesse ore anche a Roma, in Commissione Agricoltura al Senato, è arrivato l'ok alla risoluzione sulla direttiva europea. Un primo passo fondamentale per la gestione di quella che è ed è stata
una delle questioni più problematiche ormai non solo più per gli allevatori e gli operatori della montagna, ma anche per l'intera società. Un primo passo, afferma De Carlo, a cui dovranno seguirne altri per adattare la normativa nazionale e far vincere alle regioni quella timidezza che fino ad ora ha frenato la soluzione di un problema non più procrastinabile, aggiunge il parlamentare di Fratelli d'Italia. Operatori della montagna, allevatori e agricoltori vanno supportati con fatti concreti e non più solo a parole. Oggi finalmente si gettano le basi per la gestione e quindi soluzione del problema lupo. E sono particolarmente orgoglioso che la Commissione abbia raccolto un consenso che va oltre la maggioranza. In Commissione si è astenuto il PD, contrario il Movimento 5 Stelle. Ora occhi puntati a Bruxelles per un 8 maggio che potrebbe rappresentare, come detto, una svolta storica. L'indirizzo politico dell'Eurocamera pare già scontato. Una notizia arrivata poco fa, la morte di padre e figlio nella voragine di Valdagno, ricorderete in seguito al maltempo. 6 persone sono state indagate dalla Procura della Repubblica di Vicenza per il crollo del ponte nel quale morirono Leone e Francesco Nardon, padre e figlio di 64 e 21 anni, che erano precipitati nel torrente e poi erano stati ritrovati cadaveri. L'ipotesi di reato formulata dalla Procura Berica è di omicidio colposo plurimo. Questa è la notizia arrivata poco fa. Andiamo in pubblicità e poi torniamo con altri servizi e altre notizie. State con noi. Riprendiamo con le prossime regionali e lo scontro all'interno delle coalizioni centrodestra e centrosinistra. Ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, tra gli altri in collegamento Flavio Tosi, coordinatore di Forza Italia in Veneto, europarlamentare, che ha avuto una querella con Alberto Villanova, che aveva detto proprio a Focus a un esponente del PD: sceglietevi lui come candidato presidente in regione perché continua ad attaccare la Lega. Sentiamo cosa ha detto ieri sera Flavio Tosi. Alberto Stefani e non Villanova, perché Villanova è persona ovviamente eletta nelle istituzioni, ma non è il coordinatore regionale, quindi a lui non spetta la benché minima decisione in materia. Premesso questo, a me preoccupa di più le altre cose che ha detto Villanova, perché anziché è un po' arrogantino, provoca, ma ripeto è la sua indole. Quando invece ha detto sostanzialmente più chiaramente, se non ci viene dato il candidato noi andiamo da soli, l'ha detto più volte, per noi questa candidatura è come la linea del Piave, e quindi o il candidato sarà comunque ancora della Lega o noi andiamo da soli con la lista Zaia, la lista della Lega, le civiche e quant'altro. A me preoccupa anche quello, perché quello significa spaccare il centrodestra e dare per la prima volta nella storia una possibilità al centro-sinistra di vincere in Veneto, perché è chiaro che se il centrodestra si spacca più o meno in due, il centro-sinistra se la può giocare. A me preoccupa di più questa parte, il fatto di questo eventuale disegno, tant'è che appunto Luca Zaia o Alberto Stefani dovrebbero chiarire qual è appunto la posizione ufficiale di Luca Zaia, perché Villanova fa quello che gli ordina di fare, di dire Luca Zaia. Alberto Stefani appunto è il coordinatore regionale, e quindi che qualcuno chiarisca qual è la linea del partito, se è quella di dire si va da soli ad ogni costo se non abbiamo la candidatura, o se è quella di dire, che è quello che diciamo sempre da un bel pezzo, sia noi che Fratelli d'Italia, chiunque sia il candidato, sia esso della Lega, sia esso di Forza Italia, sia esso di Fratelli d'Italia, si corre assieme. Nelle ultime elezioni a Trento a Bolzano ci sono stati dei candidati, uno civico e uno espressione di Fratelli d'Italia, e si è corsi uniti come centrodestra sull'uno e sull'altro. Per il presidente della provincia di Trento si è corso uniti su un presidente leghista, lo stesso vale per il Friuli Venezia Giulia, perché appunto quello è lo schema. Quindi ripeto, al di là delle provocazioni che servono, ma anche no, da parte di Villanova, forse servono solo ad alimentare la tensione che voi avete descritto prima, però appunto il punto fondamentale è: la Lega davvero ritiene che se non avrà il candidato a governatore del Veneto va da sola a ogni costo, anche a costo di far perdere il centrodestra nel suo insieme?
Allora, questo era Flavio Tosi. Ieri sera a Focus torneremo su quell'argomento, sui altri argomenti anche stasera, e chissà che non ci sia una fumata bianca, perché inizia il conclave alle 16:30, ci sarà la prima fumata alle 19, poi chissà se ce ne sarà un'altra più avanti, insomma vedremo. Intanto abbiamo parlato con il Presidente Zaia prima della vicenda dei bambini in moschea in cui tra l'altro erano transitati 2 imam che erano stati poi ritenuti potenziali terroristi di matrice jihadista. Era il 26 gennaio 2018, l'allora ministro dell'Interno Marco Minniti firmò l'espulsione dall'Italia di 2 cugini macedoni di 44 e 46 anni residenti a Conegliano e Susegana perché sospettati di aderire ad un'associazione finalizzata ad attività di terrorismo internazionale di matrice jihadista. Entrambi all'epoca dei fatti frequentavano il centro islamico di Susegana, lo stesso che qualche giorno fa ha ospitato un gruppo di bimbi di un asilo parrocchiale paritario di Ponte della Priule in gita scolastica. Un particolare che, se possibile, infuoca ulteriormente il dibattito sulla vicenda. Io voglio pensare che nel centro oggi non ci sia nulla a che vedere con quello che è successo nel 2018, ma siamo sicuri che portare dei bambini in un centro islamico che ha questo passato fosse la scelta giusta? Siamo sicuri che oltre alla scelta di portarli a pregare in una moschea dovessero anche passare per queste cose? Secondo me no. È una cosa nata male e finita ancora peggio. Raggiunto telefonicamente, l'imam Avnia Nurceschi evidenzia come si tratti di una vicenda risalente a ben 8 anni fa e come i 2 espulsi non facessero in alcun modo parte della loro associazione né tantomeno della dirigenza. E con un comunicato il centro islamico Emanette, nel ripercorrere quella mattinata, spiega come nel momento in cui l'imam ha mostrato ai bambini i gesti della preghiera rituale, alcuni piccoli di fede islamica, riconoscendoli, li abbiano spontaneamente imitati e a loro volta anche gli altri compagni si siano uniti per gioco in un momento vissuto con leggerezza senza connotazioni religiose o spirituali. Se quanto accaduto, continua la nota, ha urtato la sensibilità di alcune persone, ce ne scusiamo, siamo spiacenti che l'episodio sia stato percepito come forma di proselitismo. Intanto il confronto tra chi appoggia l'iniziativa e chi la contesta passa anche attraverso 2 striscioni apparsi nelle ultime ore. Da una parte quello esposto all'esterno dell'asilo dai genitori che recita "Siamo con voi maestre", e dall'altra quello della Lega Giovani Treviso con la scritta "L'islamizzazione non è istruzione". Inevitabilmente lo scontro continua a giocarsi anche sul piano politico. Ciò che è accaduto nel Trevigiano oltrepassa ogni limite. Le parole del presidente del Veneto Luca Zaia. Servizio di Francesca Bozza e Zaia nel collegamento precedente ha anche rincarato la dose. Intanto il sindaco di Treviso Mario Conte ha chiesto al nuovo comandante della polizia locale Patrick Antonello, che è succeduto allo scomparso Andrea Gallo, di usare tolleranza zero con chi delinque e disturba la quiete pubblica. Gli obiettivi che ci siamo posti come comando di polizia locale è di essere rigidi e inflessibili nei confronti di coloro che non rispettano le regole. Tolleranza zero per chi disturba la quiete pubblica, mette in atto comportamenti non rispettosi e soprattutto per chi commette reati. Sono le richieste che il sindaco di Treviso fa al neocomandante della polizia locale cittadina Patrick Antonello. Linea dura contro baby gang, ma non solo, che stanno mettendo da mesi sotto scacco la città. Predisposti all'ascolto nei confronti della gran parte dei nostri cittadini, che sono invece coloro che subiscono i comportamenti sbagliati ma che vogliono collaborare con la polizia locale perché credono che le cose si possono migliorare. L'attività della polizia locale continuerà nel segno o meglio nella continuità del comandante Andrea Gallo, e ciò significa che noi saremo impegnati su più fronti, in particolare su ciò che riguarda la sicurezza stradale, l'ambito della polizia, dei servizi di polizia stradale, l'ambito della sicurezza urbana e nell'ambito di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza in ausilio alle altre forze dell'ordine. Polizia locale che nel weekend è intervenuta in 2 incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza. In un caso l'uomo alla guida aveva un tasso alcolemico di 2,16 e l'altro di 1,63, ben oltre il limite di 0,5. Sono 25 le patenti ritirate o sospese per guida sotto effetto di alcolici da inizio anno, 50 per uso di cellulari
cellulare, dati allarmanti, commenta il neocomandante. Vigili impegnati anche nel contrasto all'abbandono di rifiuti. In linea con il comandante Gallo continua il lavoro della task force antidegrado. Un nucleo cosiddetto antidegrado per il quale all'interno del comando abbiamo dei professionisti che si occupano quotidianamente di questo genere di attività. L'obiettivo di individuare coloro i quali abbandonano rifiuti o comunque creano situazioni di degrado che vengono percepite dalla cittadinanza. Allora alle 16:30, vi dicevo, inizierà il conclave, 133 cardinali che designeranno il successore di Papa Francesco. Alle 19 potrebbe esserci già la prima fumata e, come sapete, tra i più papabili c'è il cardinale vicentino Pietro Parolin. Ne ha parlato prima il presidente Zaia dicendo l'importante è che venga eletto un Papa che si occupi soprattutto della pace, così come cercava di raggiungerla il Papa Bergoglio. Vediamo. Hanno tutti esperienze internazionali alle spalle i 4 cardinali veneti che partecipano al conclave. Il veronese Claudio Gugerotti, 70 anni, è stato in servizio diplomatico in Georgia, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia e Ucraina ed è prefetto del Dicastero per le Chiese orientali. Scaligero è anche Mario Zenari, 79 anni, nunzio apostolico in Siria e già inviato in Africa e presso organismi internazionali. In Cile è stato il bassanese Fabio Baggio, scalabriniano di 60 anni, tra gli ultimi porporati scelti da Papa Francesco. È sottosegretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, dove si occupa di migranti e rifugiati e dei progetti speciali. Il curriculum diplomatico più consistente ce l'ha il cardinale Pietro Parolin, fino al 21 aprile segretario di Stato. Nato a Schiavon nel 1955, è entrato a 14 anni nel seminario di Vicenza. Il padre Luigi, deceduto quando lui aveva 10 anni, gestiva un negozio di ferramenta e vendeva macchine agricole. La madre Ada Miotti, scomparsa lo scorso agosto, era maestra elementare. Dopo gli studi alla Pontificia Università Gregoriana ha svolto servizio diplomatico per la Santa Sede dal 1 luglio 1986, in particolare nelle rappresentanze pontificie di Nigeria e Messico e in segreteria di Stato nella sezione per i rapporti con gli Stati, di cui è diventato sottosegretario nel 2002. A metà degli anni 90 si è adoperato anche nella missione ecclesiastica seguita alla guerra civile del Ruanda. Esperto di area mediorientale del continente asiatico, Parolin ha lavorato per tessere le relazioni tra Santa Sede e Vietnam e per rilanciare il dialogo tra israeliani e palestinesi. Dal 2009 per 4 anni è stato nunzio apostolico in Venezuela, dove si è impegnato per la giustizia sociale e la lotta alla povertà e alla delinquenza. Il 31 agosto 2013 Papa Francesco lo ha nominato suo segretario di Stato, fissando l'inizio effettivo del suo servizio al successivo 15 ottobre. In quei giorni però Parolin era ricoverato a Padova per un intervento chirurgico. Ha preso servizio solo nel novembre successivo, diventando per tutto il pontificato di Francesco suo primo collaboratore. È responsabile delle relazioni con gli ambasciatori di tutto il mondo. È stato scelto per far parte del Consiglio dei Cardinali che in questi anni hanno coadiuvato il pontefice nel governo della Chiesa. Servizio di Mirko Cavallin, andiamo in pubblicità, ma state con noi perché poi parleremo di beneficenza per cani guida che potranno aiutare dei disabili. A tra poco, state con noi. Nuovo in diretta con Focus TG, vi dicevo, parliamo di beneficenza e ne parliamo con Emanuela De Ola, buongiorno dottoressa, grazie, e con Senè Edami, buongiorno, sono entrambe consiglieri comunali a Farra di Soligo, ma qui la politica non c'entra perché questa è un'iniziativa lodevolissima per dare ai disabili dei cani guida. Allora c'è tutto un programma, c'è un evento in vista. Allora, l'argomento è molto delicato e molto importante. Un paio d'anni fa noi abbiamo avuto un problema di famiglia, che mia mamma ha avuto un problema agli occhi, e da lì mi sono un po' avvicinata a questo mondo. La mattina incontravo sempre una ragazza con un cane guida che veniva a prendere il caffè e è veramente un momento molto particolare della vita delle persone. E così, parlando con l'OBSS, che è l'Ordine Bizantino del Santo Sepolcro, di cui noi facciamo parte,
Abbiamo deciso di fare un evento di beneficenza. In che termini? Vogliamo riuscire a fare una raccolta fondi per poter donare un cane a una persona non vedente. L'evento lo faremo nella Villa Soligo, che è a Farra di Soligo. Vediamo la locandina con il nostro regista. Qui c'è il programma, diciamo, Luce a quattro zampe, evento benefico per il sostegno della disabilità visiva, sabato 31 maggio alle 19 all'Hotel Villa Soligo a Farra di Soligo. No? L'evento è molto particolare perché siamo riusciti a coinvolgere un po' tutte le dame, tutti i cavalieri un po' di tutto il mondo di cui facciamo parte. E poi soprattutto abbiamo Giulia Vazzoler, che è number one, la nostra pianista, che fa parte anche lei dell'ordine. Conosciamo e che è stata molto spesso nei nostri programmi. Ecco. Lei è molto sensibile anche lei a questo argomento e quindi ci ha messo a disposizione proprio le sue mani e ci delizierà di questa serata. E quindi gli ospiti potranno logicamente avere la presentazione dell'evento, ci sarà l'ordine che verrà presentato, l'associazione dei cani guida, e poi ci sarà Giulia che ci farà questo intrattenimento musicale. Ecco, senta Emanuela, lei ha parlato di un cane guida, no? Siccome queste sono iniziative che spesso servono a raccogliere fondi e si riesce con proprio la generosità delle persone ad arrivare a delle somme, è pensabile che possa valere per altri cani guida, cioè perché... Allora, l'evento sicuramente sarebbe auspicabile riuscire a raccogliere una somma tale da poter regalare un cane guida. L'importo è importante, ovviamente, un cane guida per ci mette 2 anni per essere logicamente educato e avvicinato alla persona. L'intento dell'ordine è quello proprio di fare più eventi nell'arco dell'anno in maniera tale di poter avvicinarci il più possibile alla somma, perché, ripeto, le somme sono importanti. Ovviamente l'evento sarà in doppia lingua e se ne è ci aiuterà perché lei ci farà la traduzione in simultanea, perché accoglieremo appunto le persone un po' da tutto il mondo. Ecco, Se ne è Dami si occupa, diciamo, marketing, comunicazione, come l'avete, diciamo, come lo state trasmettendo questo messaggio in sostanza? Sì, lo stiamo innanzitutto inviando, insomma, i nostri contatti e poi siamo partiti un po' tramite anche i social, però inizialmente, insomma, invitiamo proprio le persone che possono anche apprezzare, sappiamo che possono avere una sensibilità in merito al tema, anche perché ci sarà comunque una cucina d'eccezione curata dallo chef Tino Vettorello, e i posti, insomma, la villa è grande, abbastanza grande e accogliente, però insomma non possiamo fare un evento da 1000 persone ovviamente, certo. Quindi cerchiamo appunto anche di cercare di, insomma, inviare mandare gli inviti a quelle persone che siamo sicuri che possono avere anche una sensibilità spiccata su questo tema, ecco, anche perché comunque noi inviteremo anche delle persone a parlare di queste tematiche. Una di queste è un'autorità, è l'onorevole Marina Marchetto Aliprandi, che appunto lei è da diversi anni impegnata anche nella parte del mondo delle disabilità, e quindi lei farà anche lei un intervento, ma adesso abbiamo alcuni ospiti dei quali stiamo attendendo conferma, che sono molto sul pezzo e potranno appunto anche parlare di queste tematiche. Ecco, Marina Aliprandi è la senatrice di Fratelli d'Italia. Senta, dottoressa Diola, siete in contatto anche con, immagino, con associazioni di non vedenti? Sì, siamo in contatto con questa associazione che, oltre che addestrare i cani, si occupa anche di trovare proprio le persone che ne avranno poi bisogno effettivamente. L'associazione con cui stiamo collaborando è nata nel 2004 e ogni anno riesce a addestrare e donare a queste persone
dai 4 agli 8 cani, dipende poi dall'annualità. E logicamente si fa aiutare da associazioni tipo noi, gruppi di lavoro tipo noi, che riescono attraverso i loro contatti di poter avere sponsor o quant'altro. Nell'occasione io vorrei anche un po' ringraziare i nostri sponsor che ci stanno dando una mano, perché Villa Soligo ci mette a disposizione la villa, Tino Eventi ci fa un catering che sappiamo benissimo che è di alto livello, abbiamo la fiorista che ci segue con tutto quello che è i fiori, lo studio Merlo che ci dà un supporto da un punto di vista economico, la cantina Andreola che ci fornisce i vini, cioè abbiamo un gruppo di persone che hanno molto a cuore l'evento e quindi ci tengono notevolmente a far sì che l'evento possa andare a buon fine. Poi avremo anche sentito alcuni amici che magari non possono venire fisicamente, però faranno delle donazioni dirette. Ecco, tra l'altro, insomma, noi siamo pet friendly, no? Ogni tanto abbiamo anche dei cani che girano qua in studio e soprattutto ecco, il valore, no, di questi animali anche per altri malati, no? Pensiamo a quanto bene fanno gli animali anche domestici, soprattutto domestici negli ospedali, nei reparti oncologici, quindi davvero questa iniziativa per i non vedenti è importante e sicuramente arriverete a questo e ad altri risultati, no? Perché quando c'è solidarietà poi in Veneto tantissime persone si rendono disponibili, no? E si vede proprio quella che è una generosità concreta. Grazie Emanuela Deola e a Senè Edami, poi ovviamente ci farete sapere com'è andata. Dopo evento sarà un piacere comunicarvelo. Dopo evento, magari portiamo di nuovo qui a suonare il pianoforte Giulia Bazzoler. Allora, grazie con il nostro regista Francesco Cerone e Andrea Basso. Vediamo un servizio, un contributo da Vicenza. Qui questo è un problema che riguarda il traffico e i cittadini. Sentiamo. Mentre il Veneto e anche il Vicentino è sotto l'ondata ennesima del maltempo, l'occasione oggi è con me l'assessore ai lavori pubblici Cristiano Pil. Buongiorno. Ecco, proprio perché c'è un annuncio importante per un danno che ha colpito in ondata di maltempo, non questa, lo ricordiamo, ma un anno fa, di un cavalcavia, ecco, nella zona di Ospedaletto. Ecco, c'è l'iniziativa del Comune a questo punto di prendersi carico di quest'opera, che è un'opera di media, diciamo così, importanza, non strutturale, ma molto usata, e in questo momento verrà chiusa proprio perché finalmente apre un cantiere. Ecco, è un'opera attesa, vero Assessore? Sì, perché a causa di un evento alluvionale ancora di fine febbraio del 24 dell'anno scorso c'era stato un cedimento della rampa di accesso al ponte che aveva impedito, diciamo, il passaggio a doppio senso di marcia, tanto che era stato ristretto a un senso unico alternato, una misura di sicurezza e di prevenzione, ma che permetteva comunque il transito, ma che adesso necessita di un intervento che abbiamo finanziato direttamente con risorse comunali, visto che le risorse richieste per i danni dell'alluvione non ci sono arrivate, per poter procedere, mettere in sicurezza l'intera rampa e successivamente alla chiusura dei lavori poter finalmente riaprire a doppio senso di marcia l'intero cavalcaferrovia. Ecco, questo è anche lo spunto per parlare un po' in generale dei problemi del maltempo, nel senso che sono talmente così diffusi ormai, non si può più parlare di emergenza, di un evento specifico, ma è veramente distribuita durante anche l'arco dell'anno. In questo caso si tratta proprio di un anno fa, però ci sono state anche l'attesa dei ristori e soprattutto opere che attendono anche di dare risposte. Voi come Comune siete anche in difficoltà nella gestione anche delle risorse, perché nel momento in cui attendete dei finanziamenti siete costretti a rinunciare ad altri invece lavori di manutenzione. Sì, il Comune, ma tutte le amministrazioni comunali sono in grossa difficoltà perché le risorse che ordinariamente possiamo utilizzare sono sempre quelle. Tra l'altro c'è stato negli ultimi anni anche un significativo incremento dei costi, quindi a parità di risorse sono meno le opere che riusciamo a realizzare e sono giusto sufficienti per mantenere ordinato il patrimonio di infrastrutture o di immobili che già abbiamo. Quando vengono fatti come questi, che purtroppo non sono più eccezionali ma hanno un'elevata frequenza, che mettono in ginocchio un'infrastruttura, un ponte
ponte un muro di contenimento delle acque come è accaduto lungo il Bacchiglione o altre infrastrutture significative, abbiamo queste situazioni extra che facciamo fatica a gestire. Abbiamo deciso, non ricevendo risposta su rimborsi, di investire 250.000 euro di risorse proprie, ma che giustamente sono andate a essere sottratte ad altri progetti che avevamo intenzione di realizzare. È un intervento che adesso parte, con venerdì vi sarà la chiusura del traffico veicolare sul ponte per almeno 30 giorni lavorativi, chiaramente dipenderà anche dalle condizioni meteorologiche, 30 giorni lavorativi corrisponde più o meno a un mese e mezzo di lavori, 4 mesi per riaprire come era un tempo il ponte a doppio senso di circolazione. Abbiamo preparato e invieremo tra oggi e domani le lettere ai residenti di Strada dell'Ospedaletto per avvisarli dell'avvio di questi lavori, chiedere giustamente un po' di pazienza per i disagi che subiranno, ma al contempo essere certi che finalmente con l'avvio dei lavori fra qualche mese la situazione tornerà come era un tempo. Bene, grazie a Daniele Garbin. Vi ricordo la puntata di Focus di questa sera, gli ospiti Raffaele Addamiano, Anna Maria Bigon, Rosanna Conte, Massimo Iovine, Alessio Morosin, Alessandra Nava, Simonetta Rubinato, Maurizio Trevisiol e Marco Zabai. È tutto per oggi, grazie molto ai nostri registi Francesco Cerone e Andrea Basso e buona giornata, arrivederci.